Buonasera, dico solo due parole perché sarà un'ora e qualcosa molto intensa, quindi c'è poco tempo da perdere. Questo spazio è dedicato ai laboratori. I laboratori sono importantissimi per il festival, per l'associazione, per la nostra attività. Credo che senza laboratori la nostra attività non avrebbe molto senso, cioè se in questo anno che separa un festival dall'altro noi non avessimo appunto la cura di queste cose, in qualche modo la nostra attività non avrebbe radici. Ecco, i laboratori di quest'anno sono due. Il primo è la continuazione del laboratorio della Casa della Poesia che abbiamo iniziato l'anno scorso, che abbiamo realizzato tra Samugheo e Santa Giusta in collaborazione con il CTR, grazie alla collaborazione ideativa soprattutto di Alessandra Tommassone, e che è stato realizzato egregiamente da Azzurra D'Agostino e da Francesca Matteoni. Il risultato di quel laboratorio è stato il libro Un ponte gettato sul mare, di cui siamo molto contenti e orgogliosi, chiaramente. Spero di non aver dimenticato nulla dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo continuato e diciamo su indicazione sempre di un'idea di Alessandra, quella di aprire il laboratorio alla realtà esterna, portare dentro attorno al tavolo dove si parlava di poesia e si scriveva persone nuove. Queste persone nuove sono stati i ragazzi del liceo classico De Castro. Diciamo che una delle cose che a me fanno più piacere è vedere tanta disponibilità degli insegnanti, dei dirigenti scolastici. Qui nel caso del dirigente del preside Pino Tilocca e della professoressa Elga Corpino, e si è fatta questa esperienza molto significativa di cui si parlerà. Ma appunto l'altro laboratorio poi è il laboratorio che è stato fatto a Seneghe nella scuola media. È appunto un'idea di Maria Mastinu di cercare la poesia in casa di ciascuno, cioè invitare ciascuno a portare in qualche modo la poesia che aveva in casa. Cioè, questo per dirvelo in termini molto sintetici, e lei lo spiegherà meglio. La sua proposta ha ricevuto l'accoglienza, che vi dicevo prima, di grande entusiasmo, di partecipazione del dirigente Giuseppe Scarpa, della responsabile del posto Miriam Mastino, che poi ha collaborato a tutte le fasi, e dell'insegnante della classe, che ha collaborato altre volte con noi con grande partecipazione, devo dire, e intelligenza. Antonella De Surus. Io vorrei chiedere al dirigente, a Giuseppe, se viene a dire due parole, perché appunto il rapporto con la scuola è un rapporto costante che si sta consolidando, che è consolidato e che è veramente una cosa molto importante. Grazie Mario, buonasera a tutti, ciao. Sì, posso solo testimoniare, oltre che naturalmente il lavoro, la gratitudine al festival, a te, al festival, per darci l'opportunità di avere questo contatto così bello. La poesia è la lettura, in genere, comunque il rapporto con questi contenuti è molto difficile nell'età della scuola media, sta diventando sempre più difficile perché le tecnologie e altri messaggi sono abbastanza fuorvianti, e quindi io ringrazio gli insegnanti per aver accolto la collaborazione col festival e averci dato proprio un'opportunità di entrare in questo mondo. Ieri dicevamo con Mario in questi giorni che trovo i ragazzi di Seneghe di questa età, li trovo molto orgogliosi di questo festival, di questa attività, orgogliosi di quello che fanno, di partecipare, e questo è un messaggio che credo positivo e soprattutto il risultato che il festival sta ottenendo. A scuola gli insegnanti, Miriam, non solo Miriam che è del posto, ma anche gli altri insegnanti trovano in questa attività un modo per fare una scuola proprio attinente, vicina ai ragazzi, e dare ai ragazzi la possibilità
di essere seneghesi e proiettati nel mondo. Questa è una cosa molto molto bella, della quale ti ringraziamo e speriamo di continuare a collaborare sempre più in questo senso. Grazie. Grazie a te. Pensavamo di distinguere i due momenti. Prima in qualche modo esauriamo con una sorta di esito del laboratorio della scuola media di Seneghe questo capitolo, e poi passiamo all'altro laboratorio e chiameremo qui le curatrici, il dirigente e l'insegnante del liceo classico. Quindi per ora chiamo appunto Maria Mastino, che è l'ideatrice e la curatrice di questo laboratorio. Allora, ideatrice è una parola grossa, perché in realtà l'idea è stata veramente molto semplice. L'idea vera è quella del festival. Io ho pensato semplicemente che Seneghe ha una fortuna particolare, i ragazzini di Seneghe hanno una fortuna particolare, ed è quella di avere la possibilità nei giorni del festival tutti gli anni di accedere a questo grande serbatoio di parole, di pensieri, di forme, che si arricchisce ogni anno e che offre ai ragazzi anche questa possibilità molto bella, che io trovo quasi commovente, di partire tutti gli anni anche col laboratorio teatrale, col laboratorio musicale, che dà tanto spazio proprio al bisogno di esprimersi, di trovare proprio una forma per contenuti che sono molto, molto forti, molto densi. Ecco, quindi la mia idea è stata semplicemente quella di cercare di riprendere proprio l'idea base del festival, cioè attingere a una tradizione anche di poesia, che ecco perché l'idea della casa anche, cioè c'è una sensibilità che ha molte forme e cambia anche di anno in anno, e quindi attingere, partire da lì per rifletterci insieme, capire cosa succede quando si ama una poesia, quando ci si emoziona per una poesia, provare e soprattutto ascoltare sempre di più, quindi imparare anche ad ascoltare con più attenzione. L'idea è tutta qui. Naturalmente la cosa bella è stata che i ragazzi, io sono venuta diciamo un po' dall'esterno rispetto alla loro quotidianità scolastica, hanno reagito in maniera molto positiva, io sono stata molto contenta, mi sono divertita con loro e quindi spero che anche voi vi divertiate un po'. Ma come? La poesia? Dai! Ci avevano detto di portare una ciascuno, no? Io ho portato questo, non so se potremo andare bene. Voglio vivere di sogni e non svegliarmi, perché sogni fanno vivere e non è solo musica. Ma questa non è una poesia, è una canzone, come le star. Sì che è una poesia, continua così. Se guardo nei tuoi occhi io vedo un'altra me. La paura ed il coraggio di gridare forte al mondo sono qui. Perché? Cosa avete portato voi? Ovviamente una poesia. I tuoi figli non sono figli tuoi, sono figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo, ma non li crei. Sono vicini a te. Ma dove l'hai trovata? Me l'ha data mamma. Anzi no, forse mia zia. Veramente non lo so, quindi fammi finire. Non ho la loro anima, perché vabbè. Shh. Puoi cercare di somigliare a loro, ma non volere che essi somiglino a te. Boh, sarà bella, ma già si sente che non è per gente giovane. Ma allora la mia è meglio. Nella notte entreremo a rubare un ramo fiorito. Passeremo il muro nelle tenebre del giardino altrui, due ombre nell'ombra. Brutta, orrenda proprio. E stai zitto, che non capisci niente. Ancora non se n'è andato l'inverno e il mero appare trasformato d'improvviso. Beh, a me piace di più quella che fa Silvia rimembri ancora
Non ti ricordi neanche le parole come sempre. Lo dici tu? Allora la sai tutta a memoria? No, a memoria no, però quando fa virare il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e qui ci guarda l'unti e quindi il monte, sembra più che stia parlando di sé. E a proposito di Seneghe, e questa non è una poesia. Quadrai una ruglia famosa, e venida su monte Seneghesi, in circa de pastori in locudesu, che sono andata in meta bisontosa. Me manna de don sudantudan, ma è buona de villu e buono in tutto. È bene fatta ed è buono un motto. Pare una pittura a primore, fatta da Raffaele Subitore, de dono e de grato guardina. Almeno qui c'è un po' di ritmo. Ma allora, se per il ritmo, ascoltate. Costugizzi nedu, no porta manteghi. Ma che cosa? Ascolta, senti questa, che almeno è moderna. Guarda Loffredo, il mondo fa veloce e tu fai indietro. Se cerchi mi vedi, il bene è più segreto. Zitto, la mia è ancora più moderna. Ogni male è un bene quando serve. Ho imparato anche a incassare bene. Sono stato fuori tutto il tempo, fuori da me stesso e dentro il mondo. Non c'è più paura e non c'è niente. Quello che era gigante oggi non si vede. Sulla schiena trovi cicatrici e lì che ci attacchi le ali. È bella, però non è che l'abbia capita molto, è un po' strana. Beh, strana, non è che quando vedi qualcosa che ti piace capisci subito perché ti piace. Io so che il titolo di questa canzone è Lettera a mio padre. Cosa? Lettera a mio padre. Ma veramente? Poverino. E a proposito di padre, c'è quella poesia sulle stelle cadenti. Ah, 10 agosto, quella che abbiamo letto a scuola. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran piangono il concavo cielo sua villa. Ritornava una rondine al tetto, lo uccisero, cade tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. Lo uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava 2 bambole in dono. Ora là, nella casa romitta, lo aspettano invano. E gli immobili attonito addita le bambole al cielo lontano. E tu cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale. Oh, d'un pianto di stelle luminosi, questo atomo opaco del male. Nell'albero c'era un insetto, piccolo e stretto, che ritornava alla sua casa sul tetto. Carina, la mia è simile. Ed eccolo lì, solo soletto, un piccolo insetto. Saliva e dopo un passetto, eccolo lì al suo pranzetto. Tocca, senti la mia. Sui tetti un uccelletto si fermò a canticchiare, ma vidi un insetto che cominciò a suonare, ed insieme una canzonetta cominciarono a fare, per il ritorno a casa i 2 anziani, che come mai vecchiati si chiamavano ancora amore. Ah, queste 2 le ho scritte io. C'è un gatto sul tetto che uccide un insetto, ma l'insetto è scappato via dal gatto sul tetto. Dopo tanti anni a casa ritorno, sento odori di pasta al forno e la mamma che cucina rimescolando ed è felice perché sto ritornando. Ma questa non è mia. Vidi una lumaca lontano di tornare e dall'orto finito di mangiare, un po' di ortaggi da ripiantare e la lumaca pronta a si saziare. E il verduraio non ne ripianta più e la lumaca ritornò lassù. A si saziare, è sbagliato, non si dice così. Però ci sta bene. Senti questa. L'aquila spiccò il volo dal suo semplice nido. Dei suoi cuccioli sentì un solo grido. Sparì nel suo volo in cerca di cibo, mentre attendevano il suo ritorno. Ma che cosa c'entra? Qui non c'è niente da rima. E perché? Ci deve essere per forza. Non per forza, ma dai, andiamo avanti. Guarda, in questa c'è. C'era una volta un delfino, che era grande amico di un pesciolino. Un giorno il mare lo trasportò e mai più il pesciolino ritornò. Il delfino, assai preoccupato, come lui fece amareggiato, ed ecco qui il piccolo delfino abbandonato dal pesciolino. Anche nella mia poesia la rima c'è.
Mi addentro nel bosco fitto fitto, dovevo stare zitto, e il vento era silenzioso, mi dava un senso di riposo. Gli uccelli che cantavano e le api che ronzavano, di fiore in fiore adesso provavo stupore, per la natura che mi circonda e il fiume era bello come un'onda che stava sulla sponda. Adesso mi addentro sempre più nel bosco zitto, non ho più bisogno di una casa con un soffitto. La natura è la mia dimora, vorrei stare qui per sempre come una signora. Anche in questa. C'è un nido, un piccolo alveare. Io ti sfido, sopra ti devi lanciare. Senti invece questa quanto è triste. Mi rimase in bocca l'amaro sapore. Un buon amaretto direi, al dente un mio odore. Neanche questa è mia. Oggi si va al mare subito dopo il mangiare. Di pomeriggio si va a nuotare e di nuovo a cenare. Di mattina ci alziamo e sul mare veleggiamo. Ah, il mare, mi ricorda qualcosa. Ah, la poesia che ci ha letto la poetessa. Ma La com'era? poetessa. Ma sì, azzurra. Io me la ricordo. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia, e tutto è calmo. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. I testi letti che vedete qui sono stati scritti nell'ordine in cui sono stati recitati da Meggie Bianca, Khalil Gibran, Pablo Neruda, Giacomo Leopardi, Anonimo Seneghese, Aerosmith, Ermal Metta, Giovanni Pascoli, Elena Solinas, Michele Salaris, Anna Solinas, Simone Mastinu, Carlo Maroggiu, Antonio Flore, Sandro Penna. Sui fogli che vedete qui ci sono anche altri testi che avremmo voluto leggere, ma non è stato possibile perché ci sarebbe voluto troppo tempo. Sono tutti testi di poesia e canzoni che sono stati raccolti dai ragazzi della seconda della scuola media di Seneghe, insieme ai testi scritti da noi stessi. Ho portato via il foglio giusto e quindi manca Letizia Palmas che nell'elenco c'era. E io adesso chiamerei bravi, bravissimi. Insegnanti e ragazzi naturalmente. Chiamerei adesso Alessandra, Pino, Elga a introdurre un po' il lavoro del laboratorio, poi Azzurra e Francesca. Non se la sente. Vabbè. Sta facendo il Vieni timido, tu. non è timido però. Meno male alla mia altezza questo microfono. Dunque, Mario ha accennato durante la presentazione che il laboratorio di quest'anno era un po' il proseguimento di quello che si era fatto l'anno scorso con le strutture della salute mentale della provincia di Oristano, con alcune delle strutture per la salute mentale della provincia di Oristano gestite dalla cooperativa CTR. Allora, come accennava Mario, dopo la pubblicazione del libro dell'anno scorso ci siamo chiesti come era possibile continuare, perché era scontato per tutti che il laboratorio era stato, tra virgolette, terapeutico, ma non solo per chi
necessita di un periodo di cure e abita per un periodo nelle nostre strutture, ma era stato terapeutico per tutti, e che dall'incontro con Azzurra e Francesca era nato proprio un rapporto di cura reciproca, di cura di se stessi e di cura per gli altri. Però ci siamo anche detti, se noi rimaniamo tra di noi diventa sempre un po' un raccontarsi da se stessi, abbiamo bisogno di fare qualcosa di diverso, abbiamo bisogno di uscire e di proporre anche agli altri questo strumento che, come noi abbiamo scoperto essere la poesia, che è uno strumento che può essere di cura per se stessi, per gli altri e per la relazione tra le persone. E ci è venuto in mente di fare questo lavoro con il liceo classico. Abbiamo incontrato la professoressa Corpino, che è stata proprio anima e pensiero aderente a quello che volevamo fare, e ci siamo incontrati con questa classe di ragazzi. Ci siamo incontrati nella casa famiglia di Santa Giusta, ma come al solito le strutture erano di tutte le persone che partecipavano, erano delle strutture di tutta la provincia. E l'esperienza è stata, credo, bellissima anche per gli studenti, perché hanno scoperto un mondo che forse non pensavano fosse così. Per noi, sia operatori che ospiti, ma che comunque siamo sempre un po' chiusi tutti in queste strutture, è stato veramente una possibilità di scoperta ulteriore della potenza della poesia come strumento di relazione. Io darei la parola a Elga. Una cosa, io volevo ringraziare anche tutti gli operatori che hanno seguito poi l'attività tra un laboratorio e l'altro, che sono Paola Cocco, Paola Mulas, Donatella Scintu finché c'era, e non mi sto dimenticando di nessuno, ditemi di no, e Ornella Caria. Perfetto, non mi sto dimenticando di nessuno. Buonasera, non mi presento perché appunto avete già detto, hanno già detto loro chi sono. Esordisco con dire che a pranzo ho bevuto un bicchierone di vino per reggere l'impatto del pubblico. Scherzo, ovviamente, da insegnante sono abbastanza frequento il pubblico, però è vero che un conto è relazionare di argomenti e di temi che uno si prepara a casa, un altro invece è raccontare quelle che nel tedesco colto, cioè nella lingua dei poeti, dei filosofi, io insegno filosofia, quindi perdonatemi la divagazione, si chiamano le Erlebnis, cioè le esperienze vissute, quelle che sono le esperienze soggettive, no? Dell'individuo, private, che fanno parte del mondo interiore. Ecco, essere qui e raccontare quella che è stata un'esperienza di vissuto interiore, fondamentalmente, prima di tutto, non è facile, crea una certa emozione. Di questo si è trattato nei 2 giorni che, come insegnante e accompagnatrice della classe che è stata coinvolta, devo dire, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, parolaccia per la scuola, di alternanza scuola-lavoro, che naturalmente aveva come tema portante l'inclusione, poi si è articolato, si è snodato su alcuni assi principali. Questo dell'incontro, dell'accoglienza, dell'inclusione col, tra virgolette, del disagio mentale, è stato molto importante per me come persona, naturalmente, quindi come singolo, come individuo, perché ho giocato in prima linea, ecco, ma anche come insegnante, perché ho potuto vedere la fusione, l'incontro di 2 mondi, quello dell'appunto disagio mentale e dell'adolescenza, che in fondo hanno delle connessioni, no? Perché, mi spiego, non solo perché c'è una fragilità di base, ma che accomuna l'adolescente e anche chi vive un momento critico della propria esistenza, in qualsiasi forma di dipendenza o di disagio appunto mentale, di patologia mentale.
ma anche perché gli adolescenti sono ragazzi che nella loro fragilità, giovani che nella loro fragilità cercano di uscire dalle righe, da quelle che sono le regole, dalla socializzazione che ci impone la società e che passa attraverso i vari modelli anche umani, genitori, insegnanti, eccetera. E così anche una persona che in un certo momento della sua vita vive un disagio mentale, un disagio esistenziale, esce dalle righe, esce dagli stereotipi, no? Nella stigmatizzazione della sua, a volte, della patologia, si esce dalle righe e si ritrova un po' quello che a me piace definire come il fanciullo, cioè come il bambino che non avrebbe il coraggio di uscire se non ci fosse qualcosa che, una crisi che fa scoperchiare le pentole. E la poesia in questo, intanto la poesia ha per oggetto proprio i sentimenti, quel mondo, no? Interiore che è privatissimo e che noi custodiamo in fondo gelosamente. Sarebbe forse più facile per noi uscire nelle strade nudi. Pensiamo a come è mercificato un corpo e come facilmente lo esponiamo tutti noi, però il mondo privato, quello interiore, noi lo teniamo nascosto. A volte salta, anche nella malattia, anche nell'adolescente che grida "io non ci sto", ma salta anche fuori nella poesia. In quei 2 giorni che noi abbiamo in cui noi abbiamo vissuto questa bellissima esperienza, la poesia ha fatto da specchio a quel mondo interiore che, dividendoci, perché ognuno ha il suo mondo interiore, ci accomuna in quella condizione umana che è unica in fondo, pur nella sua particolarità. E quindi io sono stata felice di vedere questo, di vedere e di ascoltare gli altri, senza più, lì eravamo, io dico sempre, l'ho detto anche in altre circostanze, in una tavola rotonda, uguali, anche se diversi. Elga, Alessandra, Mario, Francesca, Azzurra, Antonello, eccetera, che raccontavano se stessi. Un po' consapevolmente, un po' inconsapevolmente, perché la poesia è ciò che diciamo, ma anche ciò che non diciamo, è ciò che gli altri che ascoltano capiscono e a volte noi non capiamo. Insomma, mi sono dilungata, però ci tenevo a raccontare che cosa è stata questa esperienza. Direi che se fosse per me farei fare un'esperienza simile a tutti gli studenti, quindi non soltanto nell'ambito dell'alternanza, ma a tutti gli studenti e gli insegnanti. Si imparerebbe ad insegnare, si imparerebbe ad ascoltare. Credo che Elga abbia fatto capire molto bene, devo dire, la magia di questo laboratorio. E questa magia l'hanno creata chissà come 2 persone che semplicemente sono state capaci di mettere insieme 20, 25, che si trovavano all'improvviso in un altro clima ed erano spinte in una situazione di concentrazione, di semplicità, di armonia, a esprimersi. Io ne ho fatto parte come Elga e anch'io sono stato in qualche modo messo dentro questo incantesimo, e le maghe, le Jonas, nel nostro caso sono Azzurra e Francesca, che chiamo qui a rendere conto e a parlare della loro esperienza e a chiamare. Io direi giusto una cosa velocissima, perché poi lasciamo spazio alla lettura. E la cosa che mi sento di dire è che mi è sembrato in questa esperienza, ma anche nelle altre nelle quali mi sono trovata a condurre un laboratorio, che quello che dice Elga è vero, no? Che difficilmente diciamo le cose o mostriamo dei lati o siamo disponibili a dare spazio alle nostre questioni più intime,
ma la cosa che ho notato è che questo può accadere in uno spazio come un laboratorio dove semplicemente ci si siede al tavolo. Bruciata, in più parti, gialla d'estate, secca e ventilata, dal mare circondata, hai fichiviglia tutto intorno, il sole splende quasi tutto l'anno, terra del mirto e del miele. Cosa ci vuole? Per fare il mio mondo ci vuole amore e comprensione, tolleranza, lavoro per tutti, salute e sincerità, cura per gli animali e per l'ambiente. Giovanna Ortu. La torta. È il mio compleanno, sono anziano ma molto contento, felice e pronto a festeggiare. Inizio a tagliare la torta con 9 candeline, desideroso di offrire ad altri che gradiscono la mia festa. Mi piacerebbe che le persone che ho invitato mi cantino almeno una canzone per rendermi felice, per poter ripetere l'evento anche nelle future occasioni. Una favola. Cenerentola esce dalla casa, scende dalle scale e perde la scarpetta. Cenerentola mi ricorda un'aggressione di un cane mentre passavo in una scorciatoia di campagna a fine del paese di Mogoro. Il cane mi è saltato sopra e mi ha agganciato la manica del giubbotto, abbandonata dal cane al richiamo del suo padrone. Scrivi un inno alle cose che ami, alla natura, al tuo mondo, a ciò che per te è importante. Sei la primavera, la bellezza, la purezza. Ricca di fiori che ornano il prato, gioiscono i bambini che giocano con le margherite e la natura sembra sempre in festa. Si risvegliano anche gli animali che erano in letargo, a popolare questa vegetazione con incanto da vedere, e noi esseri umani godiamo di questa bellezza incantevole. Al mattino tutto è più bello, si aprono tanti boccioli che al tramonto si erano chiusi. A volte c'è anche la pioggia che disseta la vegetazione, bisognosa data la siccità presente in questi anni. Rossana Moscas. Il mio papà. Il mare mi ricorda gli occhi del mio povero papà, le pietre la sua integrità, la sua fortezza e la sua dolcezza. L'albero mi ricorda la sua grinta e la sua voglia di vivere, che per fortuna si è spenta per sempre. Non vedo mai più quei bellissimi occhi, nonostante passano gli anni, la sua immagine è sempre dentro di me. È proprio una grande gioia perché per lui ero la sua principessa. Inno alla bellezza. Bellezza per me è la natura, che mi ispira moltissimo. Nella natura ci sono sempre tante piante che mi rilassano e mi fanno pensare alla mia gioventù, al mio ragazzo quando facevamo l'amore di nascosto eravamo felici. Poi ci siamo sposati, sono nati i nostri figli che mi hanno appagato e mi hanno dato felicità. Ora sono la mia vita, la mia speranza, speriamo che diventino sempre migliori. Il giardino di mia madre. Quando mi sveglio nel cuore della notte penso ai miei figli, Simone e Nicky, mi viene l'ansia. Poi quando vedo la loro foto mi rincuoro e quando mi trovo nel giardino di mia madre li vedo, sono al settimo cielo. Li abbraccio e li bacio e mi sento per la persona più fortunata della terra. Ma quando vado alla stazione e li lascio mi viene da piangere perché vorrei vivere con loro la quotidianità e avere un posto importante nella loro vita, perché anche se sono due uomini per me sono sempre i miei bambini. Renzo Pascariello. No, il tema è tutte sono sulla natura, no, le cose più belle del mondo. Le cose più belle del mondo. Tra le cose più belle del mondo vi è senza dubbio la natura, come tutti hanno detto. Però ce ne sono tante altre, come vivere nella società moderna nel miglior modo possibile, con tutte le difficoltà che si incontrano. Vivere in armonia nel bene e nel male senza avere paura della gente che cerca sempre di metterti in difficoltà.
La società di oggi è il bene e il male che fanno lotta come se facessero la gara per vedere chi vince. Una cosa che mi farebbe sentire realizzato è stare bene con me stesso. E questo è il punto focale per me. E poi, vabbè, questo. Vabbè, il mio cane, fra tanti come accade di spiacevoli episodi ce ne sono diversi. Ma se dovessi individuarne uno è stato quando è morto il mio primo cane, un cocker preso in un negozio di animali, in cucciolo ovviamente. Questo è successo a pochi anni della mia vita. Clara Montesuori. Buonasera a tutti. Io volevo leggere una poesia che non è sulla natura, che si intitola L'amore e dice: l'amore della mia vita per me è Dio Padre, e imparare ad amare i propri fratelli. L'amore è tutto, quando moriremo verremo giudicati sull'amore. L'amore è Gesù che ci dà il sole ogni mattina. Amare e dare tutto di se stessi come ha fatto Gesù Cristo sulla croce. La vita è un passaggio dalla vita terrena alla vita eterna dove c'è l'amore vero. Grazie. Paola Samà. Buonasera a tutti. La mia poesia è sulla natura. Quando sono nella natura sto bene, vicino allo scorrere di un fiume, dentro a un bosco o in una montagna innevata. Ti dà stranamente un gran senso di quiete e pace, forse perché l'essenza dell'essere è tutta lì, dov'è Dio. Giovanna Sussarello. La poesia si intitola Se fossi un'isola. Se fossi un'isola ci porterei il mio papà, che non ho mai conosciuto. Vorrei sapere se le cose che mi sono state dette sono vere. Vorrei vivere su un'isola, con una casa fatta di palme e rocce e godermi in lui finché posso. E chiamerei anche 3 studentesse del liceo che hanno partecipato al laboratorio: Elena, Elisa e Laria. Non vi avevo visto prima. Ciao ragazzi. Comincia. Vai. La nostra scuola ha pensato a un progetto di alternanza scuola-lavoro impostato sull'integrazione e il volontariato. Per questo noi e i nostri compagni abbiamo avuto l'opportunità di comprendere e toccare con mano i meccanismi sociali dell'immigrazione, il funzionamento e l'amministrazione di associazioni no profit come la Caritas. All'interno del progetto è stata inserita anche l'interazione con l'associazione Perda Sonadora, costituita da 3 incontri. Per quanto riguarda il primo incontro, i residenti dell'istituto, gestito dal CTR, sono venuti a farci visita, recitando alcune delle loro poesie. Questo ci ha permesso di vedere il mondo da un'altra prospettiva, trasmettendoci i loro pensieri e le loro emozioni. Nei successivi 2 incontri si sono invertiti i ruoli e siamo stati noi a recarci all'istituto. Dopo un primo momento di imbarazzo siamo riusciti a sentirci completamente a nostro agio. Ci siamo presentati e assieme abbiamo svolto attività che i residenti svolgono regolarmente. Durante il pomeriggio abbiamo scritto delle poesie su varie tematiche strettamente personali e poi le abbiamo condivise con gli altri. Questo ci ha insegnato a non aver paura o provare imbarazzo di condividere e mostrare quello che sentiamo, ma soprattutto a comprendere quello che ci trasmettono gli altri. Infatti abbiamo scoperto la poesia come un mezzo di comunicazione molto più bello e efficace di quelli che siamo abituati ad usare oggi e che anche se non siamo tutti Giacomo Leopardi, forse possiamo trasmettere qualcosa. Per questo volevamo ringraziare l'associazione Perda Sonadora per averci permesso di fare questa esperienza, così come l'Istituto di Santa Giusta per averci accolto, il preside professor Pino Tirocca, la responsabile dell'alternanza scuola-lavoro, la professoressa Elga Corpino, che ha condiviso e ha vissuto con noi questa esperienza, e la professoressa Dora Finna, che ci ha motivato con entusiasmo.
Con il progetto di alternanza scuola-lavoro abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con ospiti della cooperativa locale CTR, che è impegnata attualmente nell'ambito dell'assistenza sociale. Nel momento in cui i professori ci hanno parlato di questo, non sapevo bene cosa aspettarmi. Non è molto comune che a noi ragazzi parlino di argomenti come le dipendenze e le malattie mentali, perché considerati tuttora un tabù o dei concetti da non spiegare. Devo ammettere quindi che le mie prime sensazioni in merito erano sia di comunque curiosità che di scetticismo. Nel primo caso ero sinceramente incuriosita di quello che avrei visto e appreso. Nel secondo invece ero più scettica perché scusate. Vuoi raccontare? Dopo, ok, va bene, grazie. Mario, volete chiudere? C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Se no... Andrea, vieni. Si intitola La speranza. La speranza, se n'è andato cacciatore di uomini, in un mondo senza muri, trovando la sua vera voce tra albeggi silenti e tra portali di luce. Sono stati l'approdo di un viaggio lontano, ma nel chiaro sorriso di un sogno svanito, un'orma di luce rimane tra noi ed è sempre speranza. Grazie Andrea, che in qualche modo ci ha detto le ultime parole giuste e più adatte per questo incontro di stasera. Spero che appunto potremo proseguire con questa esperienza di laboratorio. Penso proprio di sì, e quindi ci diamo appuntamento all'anno prossimo, al prossimo festival. Grazie di essere stati qui.